Stiamo cercando di mettere in cantiere tutte quelle azioni possibili proprio per aiutare le famiglie, perché se è vero che fino all'anno scorso le contrazioni dei redditi familiari proveniva magari da problematiche forti sul lavoro a causa del Covid, invece oggi stiamo registrando delle pressioni negative rispetto al fatto che molte spese stanno aumentando, partendo ovviamente dalle bollette di luce e gas. Su fronte edilizia residenziale pubblica nell'ultimo bando sono state quasi 2.500 le persone che hanno presentato domanda, l'8,2% in più rispetto al 2019. In particolare sono 486 cittadini in più a richiedere un alloggio pubblico per la prima volta negli ultimi 10 anni. Non solo, è esteso anche il pacchetto di aiuti per famiglie entrate in crisi economica durante la pandemia. Partirà a giorni quella che è un bonus utenze per le famiglie in difficoltà che hanno UISE da 7.000 a 20.000, quindi quelle famiglie che fino all'altro giorno magari non hanno mai avuto bisogno di un aiuto economico concreto per pagare la bolletta della luce e del gas. Come invece il fondo affitti del 2021, dove il Comune ha messo 400.000 euro, quindi sono 1,5 milioni in tutto di aiuti economici. Si tratta di una cifra record per Vicenza, che ha esteso il suo contributo congiuntamente alla Regione Veneto. Prevista anche la mobilità, perché ha richiesto il cambio di casa per mutate condizioni familiari, una opportunità che non veniva proposta da 12 anni. Un modo per venire incontro ai cittadini in difficoltà non solo per le questioni strettamente economiche, che rischiavano di trascinare a lungo lo stato di indigenza. Perché il nostro obiettivo è quello di aiutare, dove semplicemente con un contributo economico si solleva la pressione dei debiti, ma invece dove non è possibile invece accompagnarli anche con gli assistenti sociali ad un progetto sociale vero e proprio per cercare ovviamente di aiutarli, ma anche di ritrovare un percorso di autonomia.